Lo leggiamo insieme, 1986, La Lucia di Lammermoor. Io ragazzo giovanissimo, ballerino classico, già collaudato, però sempre molto timido, ebbi questa opportunità bellissima di lavorare con un personaggio, che poi diventò una grandissima amica, un personaggio unico, un personaggio con tanto cuore, con tanta anima e con tanta umiltà. Nonostante questa voce potente, i grandi teatri, avete già indovinato, sto parlando della carissima amica Giusy De Vino. Eccola qui, nella Lucia di Lammermoor. Inizio tutto quanto con una fotografia, con un autografo e che resti fra noi con una lezione di canto. Lo immaginate, una lezione di canto, io come allievo e Giusy come maestra. Io che sono sfacciato, vedete, sono logorroico, rimasi impietrito, ma ricominciamo, iniziamo da capo. Prima della Lucia di Lammermoor, grande successo, si arriva in albergo, si riposa, il giorno dopo, mattutini a fare colazione, entro nella sala e non c'erano posti, non c'erano posti. A un certo punto questa creatura dolcissima, bianca, diafana, mi fa: Roby, vieni qua. Cioè, Roby, a me. Giusy che mi chiama per nome. Vieni. Ma posso? Certo, vieni, dai, raccontami un pochino la tua arte. E lì inizia una grande amicizia. Tra un croissant e un cappuccino e dei fiori magnifici che poi scoprì fossero i favoriti della, lasciatemelo dire, della mia amica Giusy. Iniziamo a parlare di canto, di danza, di gioie ma anche di dolori, perché chiaramente nell'arte ci si inciampa tanto facilmente e ci si risolleva. Mi diede tantissimi consigli, confidai il mio amore per il canto e così combinai il grande guaio. Roby, vieni un attimo, così per caso c'era un pianoforte e cominciò a farmi fare i vocalizzi. Sorpresa delle sorprese. Disse: ma lo sai che tu potresti essere un bravo cantante lirico? E così mi diede lo spunto per intraprendere una professione chiaramente che non ho mai fatto, perché o si fa il danzatore, o si fa il musicista, o si fa il cantante. Tre cose in contemporanea non si possono fare. Comunque ebbi la soddisfazione di avere Giusy De Vino come insegnante di canto. La sera a teatro chiese di me per una cosa specifica. Durante uno dei pezzi di virtuosismo, andando in iperventilazione, un po' le girava la testa e doveva fare un cambio di quinta e disse al regista: posso farmi aiutare da Roberto? E io da quella sera fui promosso accompagnatore della splendida Giusy. Nacque una bellissima amicizia. Passeggiavamo, quando era possibile, vicino all'hotel, raccontandoci le nostre cose. Mi raccontò tutte le peripezie, tutte le difficoltà. Mi raccontò anche di te, Alessandra Azzori. Parlammo tanto perché le dissi: sai che io lavoro per l'ente lirico da tanti anni? E lei, dopo la Lucia, si ripromise di continuare le lezioni di canto. Per me, questo ballerino che voleva diventare cantante, ma grazie a Dio è tanto di quel lavoro che ci sentimmo soltanto 2 o 3 volte per telefono. Seguì la sua carriera brillante e meravigliosa, continuai a sognare con lei, perché la nostra arte, qualsiasi arte, è un sogno che va innaffiato ogni giorno, coltivato con tanta umiltà. Lei umiltà ne ha sempre avuta tantissimo ed è riuscita anche a trasmetterla a una persona egocentrica come me. Anche perché, insomma, iniziando giovanissimo a danzare mi sentivo pomposo e mi diede alcuni consigli che adesso a 56 anni ho messo a frutto. L'umiltà, anche fare autoironia su se stessi, perché non si è mai arrivati. Io ho 56 anni ma devo ancora incominciare, questa è una sua frase. Dicono che sono arrivata, mi disse Giusy, ma è adesso che io inizio il mio cammino.
con tanto studio che dovrò affrontare giorno per giorno, con tanta pazienza e con tanto amore, perché con l'amore si ottiene tutto quanto. E quindi nel mio cuore, attraverso i miei fiori, attraverso la vita mia da artista, tanto di chapeau a un'artista immensa e soprattutto a un'amica, Giusy De Vino. Ciao Giusy, ci mancherai tanto.